Parliamo di programmazione regionale nel settore dell'agricoltura. I consiglieri regionali del PD hanno incontrato l'assessore Franco Manzato proprio per discutere e confrontarsi sulle priorità da dare a questo settore da qui ai prossimi anni. Ne parliamo con Graziano Azzalin. Sì, in merito alla futura programmazione non occorre sbagliare l'approccio politico, nel senso che si tratta delle ultime risorse che avremo a disposizione nel settore primario da parte dell'Europa, per cui è opportuno un approccio che consenta il pieno utilizzo, il più efficace utilizzo di queste risorse, partendo appunto da una semplificazione delle misure, da una visione d'insieme, da una intersettorialità delle politiche che bisogna mettere in campo. Per cui da questo punto di vista occorrono delle direttive semplici e una visione strategica. E ci preoccupano le voci e le ipotesi che vedono ancora le misure e i provvedimenti troppo frammentati, per cui si rischia di disperdere queste risorse, importanti risorse, in mille rivoli e che non abbiano poi l'efficacia auspicata. Abbiamo posto anche altre questioni che sono state, devo dire, recepite in maniera positiva dall'assessore, che riguardano pure una serie di politiche parallele, di contorno, ma che supportano anche il pieno utilizzo, diciamo, di questi provvedimenti, di queste disponibilità europee. In primis una politica e delle risorse per il settore del credito, e quindi dal prossimo bilancio ci aspettiamo una coerenza in questo senso, con un impegno tangibile da parte dell'amministrazione regionale, perché senza il credito poi non c'è quel pieno utilizzo che noi auspichiamo. Altre questioni riguardano la semplificazione, siamo ancora troppo indietro, riguarda l'avvio delle riforme spesso annunciate, della riforma degli enti strumentali agricoli, siamo ancora troppo fermi, e quella che mi sia permesso chiamare la madre di tutte le riforme, ovvero una legge che consenta lo stop al consumo di suolo agricolo. Per questo il Partito Democratico ha presentato una legge, se la Giunta la presenta bene, ci misureremo e quindi arriveremo quanto prima in Consiglio regionale, se no si vada avanti, perché da questo punto di vista non si può più aspettare e il risparmio di suolo non si fa con le parole ma con i fatti.